Un grande palcoscenico offerto alla cultura, una prospettiva per una sempre più intensa collaborazione transfrontaliera, un'occasione importante per il nostro turismo. Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, disegna così i fondamenta e ambizioni di Mittelfest 2013 e di una regione che, dice, deve vivere l'appuntamento di Cividale come manifestazione di un patrimonio culturale globale. Edizione numero 22 del Festival e oggi spazio di benvenuto all'ingresso della Croazia nell'Unione Europea, che si declina nella metafora dei microcosmi, interpretando e ampliando libro e pensiero dello scrittore e germanista Claudio Magris, creando percorsi e suggestioni che si intrecciano nel tessuto urbano di quello che fu antico municipio romano, capitale longobarda, residenza dei patriarchi di Aquileia. Tra spazi monumentali diventati patrimonio UNESCO, la storia, quella con la S maiuscola, è di casa. Insieme a Deborah Serracchiani, il ministro per i beni culturali Massimo Brai, il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, il sottosegretario ai beni culturali della Croazia Tamara Perisic, rappresentanti del corpo diplomatico dei tre paesi, vertici di Mittelfest, il presidente Lorenzo Pelizzo, il direttore Antonio Devtak, il sindaco della città ducale Stefano Balloch. Mittelfest, sottolinea Serracchiani, può rappresentare uno dei più importanti biglietti da visita del Friuli Venezia Giulia, che in questa sinergia tra cultura e turismo deve poter ritrovare una delle carte vincenti da giocare per il proprio sviluppo civile ed economico. Momento conclusivo della giornata inaugurale, la prima mondiale dello spettacolo Michelangelo al Teatro Giovanni da Udine, coproduzione tra Croazia, Italia e Slovenia, firmata da un regista eclettico e visionario come Tomasz Pandur.